Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Arrestati a Palermo 2 agenti della squadra mobile accusati di spaccio di sostanza stupefacente, corruzione, peculato e falso materiale ideologico. Dalle indagini è emerso che uno dei due avrebbe ricevuto alcuni compensi da un uomo, i due poliziotti avrebbero anche preso alcuni quantitativi di droga sequestrati e redatto falsi verbali. È passionale il movente dietro l'omicidio dei giorni scorsi a Furcisiculo. Gaetano Nucifora ha premuto 3 volte il grilletto del suo fucile, uccidendo l'amico Giuseppe Catania, un ex agente di polizia, perché quest'ultimo aveva avuto una relazione lunga 7 anni con la moglie dell'assassino. Arrestati 2 uomini sorpresi in fragranza di detenzione di sostanza stupefacente mentre erano intenti a introdurla all'interno del carcere di Enna mediante l'utilizzo di un drone. Rinvenuti e sequestrati 6 panetti di hashish e un involucro contenente cocaina. Lieto fine per un sub di cui si erano perse le tracce a Sant'Alessio Siculo. A lanciare l'allarme erano stati altri 2 amici che si erano immersi con il 29enne. L'uomo, dopo circa 2 ore dall'avvio delle ricerche, è stato individuato. È in chiusura il meteo, continua il bel tempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato anche per domani un'allerta arancione per rischio incendi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.